L'isola del silenzio è l'ancora in mezzo al mare. Il vento è il suo respiro. Son pensamientos míos, sono erva, ateros que nubes, ateros que espinas. Più snuda. Iscriu su prasa sunda desumane, iscriu su praso vento, ammentati de me, e splendidos istio, su ventus es pesado, ma in sa terra fala da solo pazza. Ammentati de me, assemenato il mare, assemenato il mare, assemenato il mare, assemenato il mare. Renda mia proite di freddo, renda mia stimata, ammentati de me, assemenato il mare, assemenato il mare, assemenato il mare. Paolo Zicconi, baritono di grande talento, una bella forza. L'artista spesso cerca e trova nell'altro artista qualcosa che completa la crescita, e questo è uno scambio reciproco. Con Marisa vi siete incontrati dentro questo canto. Tra l'altro tu hai inciso un lavoro molto bello, Andiras, che aveva tante collaborazioni, anche con amici nuoresi, con Tonino Puddu e Su Nugoreso e tanti altri artisti ancora. E vi siete incontrati anche con Marisa. Ecco, un tuo personale ricordo, un'immagine.
Ma guarda, sull'artista credo sia stato detto tanto, ci sono grandi biografi, i critici che hanno detto tanto su di lei. Il mio ricordo vuole essere più che altro personale. Parlare di Marisa Sannìa così può essere facile o difficile perché ci sarebbe tanto da dire, ma io credo due punti a me sono rimasti, due aspetti sono rimasti impressi. Quello di una donna anzitutto molto generosa, perché in fondo si è prestata a collaborare con me. Io iniziavo questo percorso diciamo etnico dopo un percorso più operistico, però non ero nessuno di fatto, e quindi la grande generosità, la grande disponibilità. Secondo, che forse dovrei mettere come primo punto, la grande signorilità. Il ricordo che ho io di Marisa Sannìa in fondo è quello di una grande signora nel palcoscenico e nella vita. Molte grazie a Paolo Zicconi, tanti auguri per il tuo lavoro e per il tuo canto.